Presidente Morandini, oggi si chiude un percorso ma se ne apre un altro. No, si chiude una volata corsa a velocità sostenuta, ma fortunatamente pedalata in una squadra straordinaria, con grande professionalità, che ci hanno consentito in un momento difficile per la realizzazione dei cantieri in edilizia di rispettare i tempi, di contenere i costi. E dalla data della progettazione alla consegna del cantiere sono passati meno di 2 anni. E quindi diciamo un nuovo palazzo a servizio a disposizione della città e anche una nuova sede istituzionale per la Fondazione. Ma lo spirito che ci ha animato nell'intraprendere questo progetto è stato proprio quello del desiderio di voler istituire un palazzo storico alla città, ma deve essere un palazzo vivo, un palazzo aperto, un palazzo a disposizione delle tante attività che sa produrre un territorio come il nostro, ma anche una sede istituzionale che recupera un palazzo confinante con il grande atto di generosità del professor Masi.